Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento. Oggi ho il piacere di avere come ospite Sergio Pes del Movimento di Liberazione Nazionale Sardo. Grazie per essere con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. Allora, innanzitutto cerchiamo di far capire, di dare qualche informazione a chi ci sta guardando e magari non conosce ancora il movimento, qualche informazione anche storica sul movimento, quando è nato e ci racconti un po' la storia del movimento. Allora, voglio chiarire prima che un movimento di liberazione nazionale è l'ente organizzato rappresentativo di un popolo in lotta per l'autodeterminazione, in particolare di un popolo soggetto a dominio coloniale, razzista o a occupazione straniera. Il nostro movimento, il Movimento di Liberazione Nazionale Sardo, è stato costituito come soggetto di diritto internazionale e ha diritto alla soggettività internazionale in quanto, contrariamente ad altri soggetti di diritto internazionale, non ha necessità di dimostrare sul dominio sul territorio che rivendicano, perché agiscono in base al principio di autodeterminazione e non a quello di effettività come può essere quello degli stati e quello dei gruppi insurrezionali che comunque devono dimostrare dominio sul territorio. Altre differenze, per esempio, sostanziali su questi due tipi di organizzazione sono quelle che i gruppi insurrezionali possono essere attaccati dallo Stato occupante e non possono ricevere aiuti dagli Stati terzi. Il Movimento di Liberazione Nazionale invece, oltre a non avere necessità di dimostrare dominio sul territorio che rivendicano, nel momento, però chiaramente in prospettiva, ovviamente si vuole prendere possesso del territorio, ha anche il fatto che può essere aiutato dagli Stati terzi, economicamente e anche con forniture di armi, perché comunque il Movimento di Liberazione Nazionale è legittimato anche all'uso della forza e a fare la guerra di liberazione. Non può essere aiutato con l'invio di truppe regolari e non può essere in nessun modo attaccato dallo Stato occupante. Abbiamo detto che agisce in base al diritto, al principio di autodeterminazione, che tra l'altro fa parte di un'importante branca del diritto internazionale, perché solitamente il diritto internazionale, che è un diritto fondamentalmente pattizio, consuetudinario, è inferiore. Diciamo che solitamente un diritto interno di uno Stato prevale sul diritto internazionale, anche se poi, come vediamo, la Costituzione italiana dice che lo Stato italiano si uniforma alle principali norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Però il diritto interno dello Stato non può prevalere su una parte sul diritto internazionale imperativo, di cui fa parte la ius cogens. E in questa branca rientra il principio di autodeterminazione. È un diritto erga omnes e non può essere assolutamente prevalicato. Allora, il Movimento di Liberazione Nazionale Sardo è nato perché è constatato che in Sardegna c'erano tanti partiti indipendentisti, che io penso che poi si definiscono indipendentisti, ma alla fine sono dei partiti italiani, poi solo perché la vedo così, ma mancava una vera e propria istituzione. Perché il Movimento di Liberazione Nazionale, costituito come soggetto di diritto internazionale, è a tutti gli effetti un'istituzione che necessitava alla Sardegna per avere legittimità internazionale. Infatti siamo gli unici che possono trattare con le Nazioni Unite e con gli altri Stati. Io vedo anche i partiti indipendentisti come dei partiti italiani, poi non voglio mettere in dubbio la buona fede o meno, però io penso che quando un partito si definisce indipendentista, però si costituisce con atto notarile italiano, prende sussidi dallo Stato italiano, partecipa a elezioni italiane, perché anche l'ente Regione Autonoma della Sardegna è un ente italiano, perciò quando io, partito indipendentista, sto chiamando per assurdo, io partecipo a questa competizione elettorale, lo faccio con le loro regole, con le regole italiane, di conseguenza le sto legittimando
le sto accettando. Cioè, è un controsenso. certo. Conoscerle prima e disconoscerle dopo. Ci vuole anche un po' di coerenza, insomma. Cioè, o sono sardo o sono italiano. Io sono sardo, italiano non lo sono di sicuro, non mi sono mai sentito italiano fin da quando ero un po' pante. Se ho capito bene, tu stai dicendo ovviamente che è una contraddizione essere un movimento indipendentista e partecipare alle elezioni del paese occupante, no? Sarebbe, come dire, c'è contraddizione. Quindi questa vostra scelta di non partecipare alle elezioni. Perché hanno partecipato alle elezioni francesi o tedesche? Per me l'Italia è uno Stato straniero e nemico della Sardegna, perché ha occupato, ha colonizzato la Sardegna. L'Italia per la Sardegna non è altro che l'ultima occupazione straniera. Tant'è vero che dopo il movimento è stato costituito nel 2011, anche se poi il l'effettivo cammino giuridico è iniziato un anno dopo per vari motivi. Il primo passo è stato quello di denunciare all'ONU l'Italia per dominazione, colonizzazione e occupazione della nazione sarda. E in quell'occasione abbiamo anche rivendicato la nostra sovranità, perché noi non parliamo di secessione, come può fare un popolo che non esiste. Cito l'esempio del popolo, non è un popolo, della Padania, che giustamente chiede la secessione, perché è una porzione di territorio che si stacca da uno Stato sovrano. Sì. Per la Sardegna il discorso è differente. Noi rivendichiamo la nostra sovranità, non parliamo di secessione, perché lo Stato sardo esiste, non ha mai cessato di esistere, perché attualmente è stato privato della sovranità a causa di una occupazione straniera. E quello è stato il primo passo di un iter burocratico che un movimento di liberazione nazionale deve fare. Così come abbiamo proceduto a varie diffide, ad arrivare a intimare un ultimatum allo Stato italiano, dicendogli di abbandonare il territorio con le sue forze armate e amministrazioni entro tale termine, altrimenti ogni trattativa sarebbe stata vana. Chiaramente sembra una cosa da ridere, perché io pensavo, ma questo lo devo fare, ma non so se lo faccio perché poi mi prendono per i fondelli perché sembra una cosa assurda, mentre invece giuridicamente un internazionalista mi ha detto no, è una cosa che va fatta perché fa parte dell'iter burocratico che deve fare un movimento di liberazione nazionale. E anche perché un domani potrete dire noi vi avevamo avvisato. Comunque è stata fatta, chiaramente l'Italia non ci ha preso in considerazione, ma era in preventivo, sapevamo. Fino ad arrivare, poi nel frattempo sono state anche tante altre cose, il passo successivo sarebbe stata una dichiarazione di guerra. Io reputo anacronistico adesso nel XXI secolo, perché oggi insomma, fare la guerra con le armi, per quanto siamo legittimati a farlo, mi sembra un po' anacronistico, perché oggi le guerre si fanno con l'economia, con la diplomazia, che è il percorso che stiamo seguendo noi, senza escludere comunque un eventuale. Non sia mai, speriamo che non ce ne sia bisogno, ma per la nostra libertà siamo pronti a combattere in tutti i modi, assolutamente. Sappiamo di avere a che fare con uno Stato delinquente, perché non rispetta neanche le sue stesse leggi. Tutti i collaboratori del Movimento di Liberazione Nazionale beneficiano delle norme di protezione e immunità previste per il Movimento di Liberazione Nazionale, ma l'Italia se ne strafrega. È vero che è l'ultimo atto di guerra, perché questi sono veri e propri atti di guerra che l'Italia ha compiuto, che regolarmente abbiamo denunciato all'ONU, è stato qualche anno fa, in cui sono venuti i signori della Tigos in assetto da guerra, sembrava che stessero andando a fare chissà che, con avviso di denunzia per l'associazione militare delle persone armate. Perché? Mi sono chiesto perché. Stranamente questo è successo subito dopo che avevo sottoscritto due accordi, avevo sottoscritto come governo sardo della Costituenda Repubblica di Sardegna e avevo sottoscritto due accordi di cooperazione e amicizia con due repubbliche estere. C'è un casino chiaramente perché queste due repubbliche estere erano una volta, si erano staccate da uno Stato caucasico, che praticamente questo Stato
sotto la mano degli Stati Uniti d'America, c'è un casino, lamentele di Hillary Clinton con la Farnesina, minacce, cose varie, insomma, tutto come c'è. Stranamente, di più, tra l'altro avevamo fatto la conferenza stampa in un noto hotel del centro cittadino qui di Cagliari, e c'erano tutti i media possibili e immaginabili, sia locali che stranieri, italiani. Però nessuno ha mai pubblicato niente, nessuno, Sì. perché la gente non deve sapere. È come si dice che il popolo ignorante lo puoi controllare, il popolo che sta diventa più difficile da gestire. Comunque, siamo arrivati all'atto, alla dichiarazione di guerra. Noi non abbiamo fatto una dichiarazione di guerra, ripeto, che mi sembrava anacronistica, però abbiamo presentato e depositato una dichiarazione di constatazione di stato di belligeranza, in quanto tutti i giorni lo Stato sardo, la nazione sarda, il popolo sardo, perché poi c'è anche una differenza tra nazionalità e cittadinanza, subiamo atti di guerra da parte dell'Italia. Quindi, nostro malgrado, pur non volendo, ci troviamo parte in causa in uno stato di belligeranza. E questo abbiamo depositato all'Organizzazione delle Nazioni Unite. In conseguenza di questo fatto, secondo la dottrina internazionale, noi beneficiamo della Convenzione di Ginevra e di tutti i successivi protocolli dal 49. Ma più avanti, in base ad altre cose, abbiamo anche assunto gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri della Convenzione di Ginevra, in quanto, posso leggere queste due righe soltanto, dice l'autorità che rappresenta un popolo impegnato contro uno Stato parte in un conflitto di liberazione nazionale può impegnarsi ad applicare il protocollo della Convenzione di Ginevra del 49 indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario del protocollo. Con tale dichiarazione le convenzioni e il protocollo prendono immediatamente effetto per tale autorità, in quanto fatta al conflitto, ed essa diviene titolare degli stessi diritti e obblighi spettanti alle parti contrarie. Questo è il diritto internazionale proprio per quanto riguarda un soggetto di diritto internazionale, quindi ivi compresi i movimenti. Senti, volevo chiederti questo, quando parli ovviamente di occupazione coloniale italiana, a che cosa ti riferisci di preciso? Cioè nel senso, che cosa la Sardegna ha perso dal momento in cui fa parte dell'Italia, secondo te? Allora, dunque, io vorrei partire dal termine genocidio, che non è soltanto la soppressione fisica di un popolo, ma è la soppressione di culti, costumi, tradizioni, lingua, religione, tutte queste cose che l'Italia ha cercato assolutamente di soppiantare, a partire dalla lingua. Perciò c'è proprio un genocidio, la soppressione di qualsiasi diritto. Noi come popolo indigeno, tra l'altro siamo stati riconosciuti qualche giorno fa, come popolo indigeno, che l'Italia, allora nel 2007 le Nazioni Unite emisero delle dichiarazioni sui diritti dei popoli indigeni. Stranamente queste cose l'Italia non l'ha ratificata perché non ci riconosce come popolo indigeno. Dico proprio a noi, che siamo più popolo di noi, non c'è nessuno, perché abbiamo carattere, a parte il fatto che esistiamo tanto tempo prima dell'Italia. Cito un articolo del National Geographic qualche anno fa che è intitolato Tardi progenitori dell'umanità, proprio perché in questo articolo si specificava la differenza e l'unicità dei caratteri genetici dei sardi, sì, che non ci viene riconosciuto del titolo di popolo indigeno. Ma cosa ci interessa tanto quanto? Perché comunque le Nazioni Unite riconoscono questo, l'Italia è membro ONU, perciò che gli piace o non gli piace, gli deve uniformare a queste cose. Poi non è che noi andiamo a chiedergli l'indipendenza. Noi l'indipendenza non la chiediamo, ripeto, sono assolutamente contrario anche alle elezioni, anche le regionali, come dicevo prima, che sono fatte secondo regole italiane, sarebbe un po' come chiedere al secondino le chiavi della cella per evadere, non ha senso. Noi l'indipendenza ce la prenderemo. La prenderemo.
E anche se ci sono tanti sardi, si definiscono sardi ma anche italiani, non un controsenso perché uno poi è sardo, poi italiano, la Repubblica di Sardegna la faremo, con o senza il parere favorevole anche dell'Italia e degli ascari sardi. Noi la faremo, che piaccia o non piaccia. Ecco, per quanto riguarda il rapporto invece con altri, diciamo, italiani che però fanno parte magari di partiti anche indipendentisti, no? Pensiamo al Veneto, pensiamo ad altre regioni italiane, perché ci sono realtà di questo genere. Quali sono i rapporti con queste persone, con questi movimenti? Ottimi. Allora, ottimi. Vabbè, a parte quelli italiani, abbiamo ottimi rapporti, stretti rapporti, sia con la Corsica che con la Catalogna, con la Cabilia algerina, con il Movimento di Liberazione Nazionale dell'Azawad, con le Canarie e tanti altri. Poi in Italia, in particolare, allora, premetto che condizione fondamentale per poter esistere un movimento di liberazione nazionale è essere un popolo. Sì. E un popolo è un insieme di persone accomunate in un senso di appartenenza, di tradizioni, arte, cultura, queste cose qui che formano una nazione. E infatti, come molte volte mi viene da ridere quando sento anche giornalisti e telegiornali con la nazione italiana, che dove vivono, perché l'Italia non è una nazione, è un insieme di popoli, quindi è una nazione. È uno Stato, giuridicamente, imposto con la forza, come sappiamo che l'Italia prima volta farà per tutto il Regno di Sardegna, lo sappiamo, non ne vado fiero di questo. Quindi il movimento di liberazione nazionale attualmente, però mi risulta che i popoli, proprio riconosciuti come popolo, siamo soltanto noi sardi e i veneti, non della regione Veneto, che quella è un'invenzione italiana, ma dello Stato delle Venezie, la Serenissima Repubblica di Venezia, che comprendeva oltre al Veneto il Basso Trentino, parte della Lombardia sino a Bergamo Mantova, Friuli, si estendeva fino alla Macedonia, parlando di oltre 1500 anni di indipendenza, di una delle repubbliche più potenti d'Europa. E lì esiste un movimento di liberazione nazionale, di cui tra l'altro sono stati uno dei cofondatori in passato, proprio del movimento di liberazione nazionale del popolo veneto, anche se poi sono state varie vicissitudini e ho preso le distanze per dei fatti di cui non voglio entrare adesso in particolare. Poi esiste un movimento di liberazione nazionale siciliano, non mi risulta che ne esistano altri, anche se, a mio parere, un altro che dovrebbe essere riconosciuto come popolo sarebbe il Ligure, perché la Liguria è sovrana indipendente, è stata scippata di questa cosa col congresso di Vienna. Perciò anche la Liguria avrebbe tutti i diritti di essere libera. Comunque noi siamo in buoni rapporti con tutti e collaboriamo con tutti. Io addirittura iniziai con il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, ripeto in Veneto, io sono sempre stato per la libertà di tutti i popoli, però chiaramente il mio cuore è sempre per la Sardegna, certo. Anche se poi considero il Veneto un po' come la mia seconda patria, ma anche per la consapevolezza che la liberazione di uno innescherebbe una reazione a catena in cui sarebbe la liberazione anche degli altri. Sì. E questo mi ha portato un bel po' di grattacapi, nel senso che ero tranquillo, avevo la mia famiglia, il mio lavoro, la mia salute, insomma, ho perso il mio lavoro, quando l'Archivio sarà venuto a prendermi sul posto di lavoro, è specifico che la mia fedina penale è pulita, immacolata, perché io rispetto la legge, ma non quella italiana perché non me ne frega niente, rispetto prima di tutto la legge del buonsenso, del rispetto dei buoni rapporti tra gli esseri umani, sì. E poi quella del diritto internazionale. Quindi perso il lavoro, ho perso la famiglia, o meglio, sempre in ottimi rapporti, però ognuno di tutto suo perché stavo mettendo a repentaglio la sicurezza sia mia della bambina, anche perché comunque ho subito anche un attentato. E poi
mi sono concesso anche la chicca di 2 infarti e l'inizio di un terzo, non mi faccio mancare niente, insomma. Così. Ma sinceramente non rimpiango niente, perché credo in questo, la mia vita vale poco. Quello che è importante, per cui lo faccio, per cui combatto, è per mia figlia, per i figli degli altri sardi, per le nuove generazioni di sardi, a cui è il senso di responsabilità che abbiamo. Non possiamo lasciarli in questa situazione che poi sta sempre peggiorando, perché vediamo questi ultimi mesi cosa sta succedendo. Una grande truffa che mira soltanto alla schiavitù, alla sottomissione dell'essere umano, con la scusa di un virus farlocco che non è Certo. nient'altro che un Senti, ma per quanto riguarda la, diciamo, la dimensione europea, no? Se quindi ho capito bene, tu saresti favorevole a un'Europa delle piccole nazioni, no? Cioè dei popoli che sono autodeterminati, quindi non solo quelli che si trovano all'interno della nazione italiana, ma anche quelli che si trovano all'interno delle nazioni europee. Assolutamente sì. Perché il progetto di globalizzazione fatto dal nuovo ordine mondiale, dall'elite, non è altro che un sistema per sottomettere le popolazioni. Allora, c'era un certo signor Joseph Rothschild che diceva: datemi il controllo della moneta e comanderò il mondo. Sì, Direi che ci è riuscito, no? Perché certo. infatti questa è la situazione. Siamo tutti sottomessi a questa grande truffa del sistema monetario internazionale. Il problema è che troppo poca gente sa come realmente stanno le cose. Pochissime persone sanno che tutto il mondo è in mano a quelle 10-11 famiglie che decidono quando c'è la pace, quando c'è la guerra, quando fare l'inflazione, quando fare la deflazione, quando creare la crisi, perché tutto viene creato a tavolino, non esistono le crisi vengono create a tavolino almeno 3 anni prima. Ecco, decidiamo che la banca decide che dal 1° ottobre 2022 non rinnoveremo i prestiti e rientreremo in possesso di tutto quanto. Mettono moneta sul mercato. Sale l'inflazione, il costo del denaro scende, quasi si indebitano, prendono mutui, poi tramite stratagemmi, bot, CCT, tasse, cose varie, rientrano di tutto quello che è stato messo in giro. Cioè, se io ti faccio un esempio, se ti presto 100 euro, tu il prossimo anno mi devi restituire 100 euro e un centesimo. Se quel centesimo non c'è più in giro, tu non lo potrai mai restituire. Sì. Infatti il debito è inestinguibile e questa è la mano che c'è su tutti gli stati, tutti prevalentemente. Poi c'è una banca Rothschild, come ce ne sono tante altre, JP Morgan, Goldman Sachs, cose varie. Sono sottomesse. Una volta che la banca, che lo Stato si indebita, Sì. ha finito, è sottomesso. Certo. Però è un discorso lunghissimo. Sì, sì, Della ma moneta. ti volevo chiedere questo, adesso la situazione è anche più paradossale se vogliamo, perché prima c'era il dominio almeno degli stati nazionali, adesso siamo al dominio sovranazionale di questo potere che va anche al di là degli stati nazionali. Quindi la via dei popoli, cioè dell'autodeterminazione dei popoli, sembra essere una delle poche per contrastare questo potere internazionale che vorrebbe annullare le identità. Infatti, se vediamo questi colpi di mano potenti delle elite dell'ordine mondiale, è perché hanno paura, perché la gente sta acquistando consapevolezza. Allora, se noi pensiamo, ma tutto ruota sempre prevalentemente intorno al sistema monetario, Sì. prevalentemente ruota sempre tutto lì. Perché, basti pensare che questa gente, in cambio di pezzi di carta colorati, si impossessano di tutto il frutto del nostro lavoro. Cioè, è come dire, io Stato sardo, stampo moneta sovrana. Se guardiamo sotto un certo aspetto, ora con la moneta debito, con la moneta fiat, che non ha un controvalore in oro come era prima, andiamo a vedere bene le cose, forse è più conveniente importare che esportare.
Perché io esporto pezzi di carta colorata, ma importo beni reali. Sì. Sembra un paradosso, però se andiamo a scavare bene bene, siamo di così. Perché una volta, allora io avevo l'oro, lo depositavo da un orafo che mi dava in cambio una pezzo di carta che era una nota di banco. Con questa nota di banconota, andavo dai vari esercenti, dal panettiere, dal fazzolaio, dal drogliere, e mi accettava questo pezzo di carta in cambio di beni reali. Pezzo di carta che non valeva niente comunque, però con quel pezzo di carta avevano accesso al valore reale che era l'oro. Dal secolo scorso, Nixon lo annunciò nel 71 in televisione se non sbaglio, la moneta era diventata la fiat money, la moneta a debito non aveva nessun controvalore. Perciò uno poteva stampare moneta in base a determinati parametri. Ora, la moneta cosa? È una convenzione, è un accordo, un mezzo di scambio su cui ci siamo messi d'accordo per facilitarci la vita, per non essere a livello di baratto, insomma. Però è una cosa che tra l'altro è presente anche nella Costituzione italiota, che è la sovranità monetaria, che parla della sovranità monetaria. Ora, il popolo, che è lo Stato, in teoria dovrebbe essere almeno così, ha dato un mandato ai rappresentanti che ha detto di stampare moneta. Questi arbitrariamente, approfittando di un codicillo dell'atto costituzionale che dice che la popolazione non ha voce in capitolo su quanto riguarda gli affari internazionali, con i trattati di Maastricht e di Lisbona hanno ceduto la sovranità monetaria all'Europa. Gli autorizzati. Il popolo non è stato interpellato perché comunque a prescindere da quel codicillo è lo Stato, è il popolo che ha dato mandato a loro di stampare moneta. Con il risultato che adesso non abbiamo più niente, figuriamoci che la Banca d'Italia stampa soltanto un po' di monete, non serve perché è solo più un costo che altro per la BCE, Sì. perché il potere monetario è soltanto il 3% del valore che c'è in circolazione. Perciò la BCE conviene più che lo Stato si batta con la moneta. Poi dalla Banca d'Italia, che molta gente è ancora convinta che sia dello Stato italiano. Ma la Banca d'Italia dovrebbe essere l'ente che controlla le banche commerciali, le banche private. E invece, a sua volta, è proprietà delle banche commerciali, cioè praticamente è di proprietà delle banche che lei stessa dovrebbe controllare. Certo. Cosa dell'altro mondo. No, Se... Stato italiano va a chiedere soldi in prestito alla BCE e gli stampa dei pezzetti di carta colorata, ci mette un valore nominale e glielo dà. Certo, sì. E ti ci fa pagare anche gli interessi, cornuto e mazziato. Allora io dico questo, perché? Se io ragiono in un certo modo, dico, oggi un certo signor Ezra Pound aveva detto che oggi la moneta non può essere definita altro che scusa, la certificazione di un lavoro pubblico. In pratica io posso emettere moneta per il valore di qualsiasi opera realizzo. Cioè se io voglio realizzare un ospedale, ad esempio, mi stampo tanti pezzettini di carta colorata, ci metto un valore nominale, con questi pago gli operai, tecnici, ingegneri, medici, infermieri, realizzano l'ospedale. Tutte queste persone che ho pagato spendono questi pezzi di carta colorati negli esercenti in tutta la Sardegna. Adesso chiaramente parlo dello Stato, però questo chiaramente vale per tutti. Questo pezzo di carta svolge la sua funzione, che è quella del mezzo di scambio. Ma rimane sempre un pezzo di carta che non ha nessun valore. Il valore effettivo è l'ospedale che ho realizzato. E io posso emettere moneta per qualsiasi opera pubblica faccio. Devo realizzare un'autostrada, stampo moneta per il valore di questa autostrada. Come posso spiegarlo? Poi si possono fare monete in base al valore. Io chiaramente mi limito sempre a parlare come esempio della Sardegna, Sì, sì, sì. poi può valere dappertutto. Posso fare moneta per il valore del mio territorio, delle risorse del mio territorio, delle persone, del potere produttivo delle persone che sono qui, del prodotto interno lordo delle persone qui. È una cosa immensa. Poi, in Sardegna, praticamente viviamo in un periodo terrestre, abbiamo un po' di tutto,
certo. quello che ci manca, possiamo commerciarlo con altri stati. Sì, lo si può... Tra l'altro abbiamo già accordi con tanti altri stati al mondo, magari manca soltanto rimettere nero su bianco, adesso l'abbiamo fatto solo con 2, ma abbiamo accordi anche con altri stati perché stiamo privilegiando. Allora, i riconoscimenti internazionali sono importantissimi, siamo d'accordo, però non possiamo parlare di indipendenza statuale se non siamo in grado di camminare economicamente con le nostre gambe. Sì, certo. Allora è importante ed è quello che stiamo facendo. Non voglio entrare nei particolari perché è una cosa che ancora è in via, è addirittura d'arrivo, però ancora a parlarne aspetto. Sì. Tutto va bene, massimo 2 mesi, perché giustamente la gente è stanca di sentire le chiacchiere che da decenni gli propinano i partiti indipendentisti. A me non interessano le chiacchiere, io voglio portare fatti, perché voglio, sebbene come il Movimento di Liberazione Nazionale rappresento tutto il popolo sardo, voglio che questo governo sia riconosciuto anche dal governo sardo, anche se poi è soltanto un governo di transizione, portandogli fatti, non chiacchiere, creando economia, dandogli lavoro, dimostrandogli con i fatti che c'è la possibilità di un futuro dignitoso in Sardegna. Che non c'è bisogno di andarsi in Germania, negli Stati, in Australia, per crearsi una vita. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, perché noi non vogliamo essere una repubblica indipendente per isolarci nel nostro guscio. No, certo, noi vogliamo essere aperti al mondo, ma essere noi i rappresentanti di noi stessi, essere noi gli artefici del nostro destino. Certo. Senti, ma un'altra domanda verso, avviamo alla conclusione. Volevo chiederti questo. Negli anni 90, no, quando la Lega cominciava a avere successo elettorale, sembrava che per queste forze anche indipendentiste, federaliste, ci fosse un certo futuro. Poi sembra però che la situazione si sia, come dire, fermata lì. Anche la Lega ha cambiato strategie e non si parla più di popoli, di autodeterminazione, eccetera. Che cosa è successo a un certo punto? Ma intanto molti popoli, soprattutto io parlo per quello che conosco, soprattutto in Veneto, si sono sentiti traditi dalla Lega, perché poi hanno subito il fascino di quella che in Veneto chiamano la carega, della poltrona. Perciò sono passati da federalismo, secessionismo, a rappresentare l'Italia, a sedersi nella cabina di regia, rimangiandosi tutto quanto. Come mi meraviglio che soprattutto grossi esponenti leghisti in passato hanno parlato in termini assolutamente razzisti nei confronti del popolo sardo, e adesso vengono qui in Sardegna con tanto di lingua così lunga a strisciare e purtroppo hanno un seguito perché c'è tanta, troppa ignoranza e anche questo è effetto della poca informazione, dell'appaggio mentale mediatico che ti fanno i media, i giornali, che ti fanno credere. Tu apri il TG1 ti dice Al-Qaeda ha fatto cadere le torri gemelle. E dice, vero, l'ha detto il TG1, non esiste stronzata più grande. Però ti inculcano nella testa quello che prendono per vero. Perché anche quando, adesso, se ti dicono per un secolo e mezzo ti dicono tu sei un idiota, tu sei un idiota, tu sei un idiota, alla fine sei convinto di essere veramente un idiota. Spiego. Anche questo è effetto del colonialismo, ma che poi non è soltanto la Sardegna, ma lo fanno proprio tutti gli stati, che questi ti impegnano troppo nella lotta per la sopravvivenza, che tu lavori tutto il giorno, marito e moglie, chi ha questa fortuna, torna a casa la sera e non ha voglia di rompersi le scatole ascoltando non la TG, ma aprendo internet, cercando fonti attendibili, cercando di sapere qual è la verità. È un po' come, io questo rispecchio un po' anche la maleducazione di qualche nuova generazione, perché una volta le famiglie erano monoreddito, c'era il papà che andava a lavorare, portava i soldi a casa, la mamma era casalinga e aveva il compito di badare ai figli, che la seguivano, imponeva delle regole, i figli legavano dritti e crescevano con certi valori. Oggi i genitori tornano a casa e sentono il figlio frignare, pur di non sentirlo perché non hanno voglia, la contenta, dico, fai che cavolo che fare. Mi sembra che ci sia un po' una sintonia tra queste cose, no? Sì, sì, è vero.
È una bella opera Senti, ma di come in Sardegna? socializzazione che ha fatto l'Italia, così come altri stati, nei confronti dei popoli. Sì, ma senti, in Sardegna come si crea la cultura tra le giovani generazioni, soprattutto per aumentare questo desiderio di essere indipendenti? Perché penso che questo sia un fattore importante, cioè nelle giovani generazioni quanto c'è questa volontà di essere davvero indipendenti? Tu pensi che ci sia una possibilità per il futuro oppure vedi le nuove generazioni come qualcosa di, insomma, purtroppo che hanno subito questa manipolazione, questa influenza negativa e quindi si disinteressano completamente di politica o anche di cultura? Allora, io penso che attualmente il nostro peggior nemico è il tempo. Mm. Sto scoprendo con piacere l'avvicinarsi di alcune generazioni di ragazzi all'indipendentismo della Sardegna. Purtroppo questo avviene soltanto quando incominciano ad arrivare a un'età insomma, della scuola superiore e dell'università, che prima io personalmente mia figlia non le vorrei neanche sentire parlare, ma a 15 anni, Certo, capito? Perché vabbè. ancora c'è la frivolezza. Ma io devo dire che però conto e non ci conto Mm. sulla maggioranza dei sardi, perché eh, premetto anche che nessuno Stato è mai stato fatto col volere della maggioranza di un popolo, perché ovviamente l'indipendenza è stata imposta. Per questo ti dico che noi, la Repubblica Italiana, la faremo con o senza il volere della maggioranza della popolazione. Eh, Ma spieghiamo un attimo questo, bisogna che questi scusami. ragazzi prendano dignità, il valore della dignità, la popolazione, che è una cosa molto sentita soprattutto poi negli anziani, è più sentita forse negli anziani che nei signori di mezza età, questa Sì. dignità, questa sardità, questo amore per la terra, perché io dico sempre che non basta nascere in Sardegna per essere sardi, bisogna esserlo soprattutto nel cuore e Sì. nella testa. Bisogna pensare da sardi, ragionare da Stato sardo. Mhm. Non posso, ripeto, essere sardo e italiano. Uscire dall'inquadramento italiano. Cioè, io personalmente, però aspetta, voglio ritornare un pochettino a quello che è il movimento di liberazione nazionalizzato, Sì. che essendo un soggetto di diritto internazionale, la legge impone che si doti di una struttura adibita a gestire le relazioni internazionali. Questo in base all'articolo 96, paragrafo 3 del primo protocollo di Ginevra del 76. Mhm. Per questo era stato costituito il governo sardo provvisorio, che attualmente provvisorio lo chiamiamo ancora così, ma non è, perché in base alla Carta ONU e ai diritti alle dichiarazioni ONU ha il suo popolo, perché è un governo legittimo, in grado di sottoscrivere trattati e soprattutto quello che noi facciamo, le registrazioni all'anagrafe, registrazione storica dell'anagrafe del popolo sardo, ed emettiamo documenti di identità regolarmente depositati all'ONU, validi a tutti gli effetti, anche se molte volte l'Italia ancora cerca di non riconoscerli. Mm. È capitato qualche anno fa che la polizia oristano non l'ha riconosciuto, poi dopo qualche giorno ha dato il benestare. Mi è stata fatta un'intervista in cui io avevo dimostrato documenti alla mano che questi documenti sono validi perché emessi da un governo costituito in conformità delle leggi internazionali. Se c'è una carta d'identità falsa è quella italiana, perché è uno Stato che non esiste, ignorato e precluso nel novembre del 2012. Questo in base al fatto che l'Italia è una corporation, un trust, è stata messa una sentenza comunque di ignoramento e preclusione. Intervista per cui ho ricevuto una marea di minacce, che sono andata a scoperchiare delle pentole che non dovevano essere scoperchiate. Comunque noi stiamo lavorando sodo, sinceramente vedo la possibilità di un traguardo abbastanza vicino, perché io sono convinto che dimostrando alla popolazione, dandogli la possibilità di un futuro dignitoso economico in Sardegna,
La gente ci segue. Sì, sì. Certo, ho capito. No, per chiudere ti dico quello che stavi dicendo prima, cioè che sono in parte d'accordo con te che in effetti tutti i grandi cambiamenti della storia non si sono mai fatti con le masse, cioè questa idea che la rivoluzione deve essere di massa, ma in realtà la massa molto spesso segue, poi si innesca un evento storico che cambia le cose e poi la massa, poi come dici giustamente tu, bisogna creare anche i presupposti per far vivere bene la gente. È chiaro che se tu fai l'indipendenza e gli dai solo malessere invece che benessere, nessuno seguirà, ma se tu invece offri prospettive economiche, di sviluppo e soprattutto rendi la vita nella propria terra positiva, certamente la gente perché non dovrebbe seguire, insomma, non è che uno sta proponendo chissà che cosa, sta proponendo Il semplicemente... percorso che stiamo facendo porterà gli sardi a lavorare al di fuori della fiscalità italiana, legalmente, stranamente anche secondo la legge italiana, legalmente. Arrivare a togliere all'Italia le tasse dei sardi. Molti mi chiedono, ma come fa la Sardegna a vivere? E io rispondo, perché finora come ha fatto? La Sardegna non deve niente all'Italia, l'Italia deve ben 15 miliardi di euro alla Sardegna, parte di tasse che dovrebbe restituire invece non ha mai restituito. Poi gli sono stati fatti degli sconti con ex presidenti della regione, che per quanto mi riguarda non valgono niente, perché il presidente della regione rappresenta un ente italiano, potere, il braccio del potere italiano qui in terra sarda. Perciò in base a che cosa hanno fatto questi sconti? L'Italia ci deve 15 miliardi di euro. Noi non dobbiamo niente all'Italia, ma le pensioni sono nient'altro che i nostri soldi che ci hanno trattenuto nell'arco della nostra vita lavorativa. Anzi, li hanno utilizzato come meglio di pareva. Perciò non è che come facciamo senza l'Italia. Finora abbiamo vissuto bene, abbiamo vissuto senza l'Italia, ma l'economia senza la spada di Damocle italiana, senza la fiscalità assurda italiana, sarebbe un boom enorme, perché in Sardegna possiamo fare tutto. Già soltanto non bruciare, già non bruciando tonnellate di frutta e verdura, siamo costretti a bruciare perché dobbiamo consumare quella che l'Italia importa a causa del debito pubblico. Non ce ne frega niente. Il debito pubblico italiano non è nostro. È un discorso enorme. Esatto, esatto, va bene. Ma io direi come prima conversazione è stata molto interessante, abbiamo portato a conoscenza di chi ci ascolta anche una realtà che è quella dei popoli che vogliono autodeterminarsi, che come parlavi anche tu, non solo quello sardo, poi c'è quello corso, eccetera. Quindi sono realtà anche i catalani. Sono realtà che spesso noi sentiamo soltanto in televisione e che non conosciamo bene, perché la televisione poi ci dipinge sempre le cose in maniera molto camuffata. È solo quello che puoi sapere. Esatto, esatto, è successo anche in Spagna, eccetera. Quindi chiaramente è interessante però capire che c'è una volontà di persone di reclamare la propria terra, perché in un periodo come questo, dove ormai tutti i confini si distruggono, le identità si perdono, è bello sapere che ci sono persone che credono ancora nella loro terra, insomma, e nelle potenzialità della propria terra. Economica. Non è soltanto perché Certo, io non certo. faccio una questione economica, perché la Sardegna potrebbe far parte dell'Italia, potrebbe essere anche lo Stato più ricco al mondo. Per me non cambierebbe niente. Per me è prima di tutto una questione di dignità. Io non posso accettare che mi venga imposta una nazionalità che non è la mia. Io sono sardo, non sono italiano, non lo sono mai stato e mai lo sarò. Certo. Va bene, io ti ringrazio molto, naturalmente ricordiamo sempre a quelli che ci ascoltano che qui si esprimono opinioni, anche diciamo a quelli un po' più sensibili che uno sta semplicemente esprimendo le proprie opinioni e quindi chi parla si assume anche le responsabilità di quello che dice, giustamente. Questo lo diciamo per quelli magari che sono un po' più sensibili, ma io amo dare la parola a chi ha qualcosa da dire e soprattutto quella cosa che dice ci crede perché parte dal proprio interno, questo secondo me è importante. Va bene, io ti ringrazio molto per la partecipazione e ringrazio voi che ci avete seguito, vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti. Va bene, grazie a voi, buona serata. Grazie.